众朋友们，大家好，欢迎收看《神的国度在地显现》，我是常一。1991年，神正式开始了国度时代的工作，并建立了全能神教会。自1995年国度福音在中国大陆正式扩展以来，各宗各派中渴慕神显现的人听到神的声音，都接受了神的默示做工，纷纷归回到神的家中，各地呈现出万教归一、万民流归这山的景象，宗教界面临土崩瓦解。随即全能神教会便招来宗教界的定罪围攻，中共政府也对全能神教会展开了更加残酷的镇压与迫害。尽管如此，在神的带领之下，众多神选民历经坎坷，冲破了重重阻碍，终于在2007年将神的国度福音扩展至海外，并在台湾产生了第一处全能神教会。之后，韩国、蒙古、日本也相继产生了全能神教会，随之在东南亚的菲律宾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、缅甸、老挝、柬埔寨、东帝汶，以及南亚的印度、巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔、不丹，陆续产生了全能神教会。中亚的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦，以及西亚的格鲁吉亚、亚美尼亚也都产生了全能神教会。时间来到2016年，全能神的国度福音逐渐从亚洲传入欧洲这片深受基督教文化影响的土地，意大利成为了国度福音扩展的第一站。随着越来越多渴慕神显现的人接受了全能神的国度福音，欧洲多个国家也相继产生了全能神教会，包括东欧的波兰、乌克兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、斯洛伐克、摩尔多瓦、俄罗斯、白俄罗斯；西欧的德国、英国、爱尔兰、法国、瑞士、荷兰、比利时；南欧的西班牙、葡萄牙、希腊、塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚。视线来到美洲，自2018年起，全能神的国度福音在富饶辽阔的北美洲开始蓬勃发展。美国、加拿大、墨西哥、危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马，以及加勒比地区的古巴、牙买加、多米尼加、波多黎各、海地、特立尼达和多巴哥等这些北美洲国家相继产生了全能神教会。同一时期，国度福音也在纵横万里的南美洲大地上不断扩展开来。巴西、苏里南、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、委内瑞拉、阿根廷、智利、玻利维亚、乌拉圭、巴拉圭、圭亚那等多国也都纷纷产生了全能神教会。随着国度福音迅速扩展，全能神教会在非洲这片广袤的土地上也逐渐生根发芽。自2017年以来，东非的肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、南苏丹、马拉维、莫桑比克、马达加斯加和毛里求斯，以及邻近的赞比亚和津巴布韦，先后产生了全能神教会。随后，西非的贝宁、布基纳法索、佛得角、科特迪瓦、加纳、利比里亚、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂、多哥；中非的喀麦隆、刚果共和国、刚果民主共和国、赤道几内亚、加蓬，
以及北非的埃及和南部非洲的安哥拉、南非、博茨瓦纳、纳米比亚等非洲国家的全能神教会如雨后春笋般涌现。了解了亚洲、欧洲、美洲和非洲的国度福音扩展实况之后，我们再来关注一下大洋洲。2018年，风景如画的大洋洲也迎来了全能神的国度福音。2022年，澳大利亚和新西兰以及一些南太平洋岛国也相继产生了全能神教会。据统计，截止目前，亚洲共有963处教会，其中菲律宾有498处教会，印度137处教会，欧洲共有196处全能神教会，其中意大利有32处教会，北美洲共253处教会，其中美国和墨西哥各有80多处教会，南美洲233处教会，其中巴西有67处教会，非洲共102处教会，大洋洲13处教会。今天就让我们走进意大利全能神教会，去了解当地基督徒的教会生活是怎样的。以下是来自意大利罗马教会的实况报道。Ciao, ciao ai nostri spettatori, benvenuti. Noi siamo qua in questo momento in una delle chiese di Dio Onnipotente in provincia di Roma. Siamo proprio in Italia, carissimi. Questa cappella qua è stata costruita nel 1850. Pensate, carissimi, proprio 170 anni di storia. Risiede in una superficie 380 metri quadrati. È stata costruita secondo un stile toscano, un'architettura proprio toscana. Carissimi, vedete queste mura? Sono tutte pareti esterne colorate di color rosa crema, rifiniture in arancione, e questo muro qua è compatto proprio dalle pietre, proprio da pietre ad arco. Pensate, abbiamo anche un tetto che è fatto di tegole di terracotta, quindi è un ambiente veramente molto caldo, molto accogliente. C'è tantissimo verde intorno a questa cappella, carissimi. Vedete questi ulivi qua? Tutti hanno un'età di 100 anni, sono secolari, carissimi. C'è un'aria che permette proprio profuma di terra, di erbe, di piante, di vita, carissimi. Grazie a Dio. Siamo proprio fuori dal tutto trombusto di questa città, da tutti i rumori, e offre questo posto qua veramente un ambiente così caldo e tranquillo per i nostri credenti. I nostri fratelli e sorelle di Roma e di tutte le zone limitrofi sono qua per la nostra riunione spirituale. Benvenuti, carissimi, accomodiamoci nella casa di Dio Onnipotente. Grazie e lode a Dio Onnipotente. Amen, amen. Ciao, buongiorno. 意大利当地时间8月23日上午10点半，在罗马的全能神教会教堂里，基督徒迎来了主题为“在这里我们同相聚”的线下聚会。40余位基督徒从意大利各地汇聚罗马，有的人甚至坐了8小时的火车赶到这里，跨越千里，只为相聚一刻。聚会开始，大家先是共同观看了合唱专辑《国度礼歌》，国度降临在人间。
在聚会中，来自拉齐奥的基督徒克里斯蒂安分享了自己如何定真全能神末世做工的经历。他曾对神道成肉身有过一些观念，拦阻他考察真道。在迷茫中，他向神祷告，寻求神的指引。Quindi Dio aveva ascoltato la mia supplica e stava dando la risposta con la sua parola. Dio Onnipotente dice: così, nel distinguere tra vera via e non vera, devi guardare soprattutto se vi sia presente o meno l'opera dello Spirito Santo. Dopodiché devi verificare se in questa via vi sia verità oppure no. La verità è l'indole vitale dell'umanità, ossia ciò che era richiesto all'uomo quando in principio Dio lo creò, vale a dire la normale umanità in tutti i suoi aspetti, tra cui la ragione umana, la conoscenza, la saggezza, il sapere basilare dell'essere umano. In altre parole, devi guardare se questa via possa o non possa condurre l'uomo verso una vita di normale umanità. Se la verità di cui si parla sia o non sia richiesta in base alla realtà della normale umanità, se essa sia o non sia concreta e realistica, e se sia o non sia la più tempestiva. Se c'è verità, allora essa è in grado di portare l'uomo verso le esperienze normali e reali. Egli inoltre diventa sempre più normale, la sua umana ragionevolezza diventa sempre più completa, la sua vita nella carne e quella spirituale sempre più. Grazie a queste parole ho capito cosa dovevo ricercare. Ho cominciato ad esaminare la mia vita e l'esperienza di ciò che stavo vivendo con l'obiettivo di capire se fosse qualcosa di utile ad un cambiamento radicale, nel valutare ciò che è più importante nella vita e che dà più valore. Effettivamente ho capito che il cammino che avevo intrapreso aveva scaturito in me già dall'inizio un principio di cambiamento. La parola di Dio non solo è in grado di cambiare i cuori di chi la riceve, ma di chiudere un'età e inaugurarne una nuova. La parola di Dio è in grado di portare alla luce i pensieri nascosti di ognuno, di cambiare i punti di vista. È come uno specchio spirituale che rivela la verità che ognuno conosce nel proprio cuore e che riflette il nostro spirito e lo stato interiore. 来自马尔凯的恩里科·吉贝列里也分享了自己的故事。他曾患上肾脏肿瘤和严重的肺病，需要长期依赖氧气机，生活一度陷入绝望。就在最无助的时候，他通过一次线上聚会接触到了全能神的话语。Io venivo dal lavoro, facevo insomma un lavoro abbastanza di responsabilità, ero manager di una multinazionale tedesca e avevo diverse persone con me sotto di me, però ero abbastanza presuntuoso, arrogante, e iniziando questo cammino nella Chiesa mi sono reso conto che il mio carattere era cambiato, cominciavo a essere più paziente, più tollerante, ho incominciato anche a stare leggermente meglio. Piano piano l'ossigeno non l'ho usato più. Ho parlato col pneumologo, mi ha detto non è possibile, e difatti io non lo sto usando più. Devo dire grazie a Dio. Infatti voglio dire solo una cosa: c'è speranza a tutti i fratelli che soffrono, perché Dio c'è, Dio è con noi e opera su di noi, e io sono una testimonianza, perché con quello che ho passato devo dire che francamente se non era per Dio non stavo qui. Quindi grazie a Dio soprattutto. 来自意大利阿卜鲁佐的恩佐也分享了自己接受全能神末世做工后的一些转变。以往他一直将追求事业、获得声望作为他最大的人生目标，信神后他仍然这样追求。后来临到一些挫折，引起了他的反思。Mi chiedevo che cosa mi fosse accaduto, no? E perché non riuscivo a portare a termine nessun compito. Ebbene avevo la consapevolezza che sbagliavo qualcosa, ma non riuscivo a capire cosa. Leggendo la parola di Dio, un giorno mi sono imbattuto in questo brano. Dio dice: per quanto nobili siano gli ideali umani, per quanto realistici siano i desideri dell'uomo,
o per quanto appropriati possono essere, tutto ciò che l'uomo vuole ottenere, tutto ciò che l'uomo cerca è inestricabilmente connesso a due parole. Queste due parole sono di vitale importanza nella vita di ogni persona e sono cose che Satana intende instillare nell'uomo. Quali sono queste due parole? Sono fama e profitto. Satana usa un metodo molto sottile, molto consono alle emozioni delle persone, niente affatto radicale, tramite il quale fa sì che le persone accettino inconsapevolmente il suo modo di vivere, le sue regole, e stabiliscono i loro obiettivi e la loro direzione nella vita e arrivino anche inconsapevolmente ad avere delle ambizioni nella vita. Per quanto grandiose si possano sembrare queste ambizioni, sono inestricabilmente legate a fame e profitto. Tutto ciò che qualsiasi persona grande o famosa, cioè che ogni persona in effetti segue. Allora, dopo aver letto questo brano, ho capito che stavo applicando la mia condotta di vita, diciamo mirata alla fama e al prestigio, anche nella casa di Dio, e questo non piace affatto a Dio. Servire Dio non deve mirare a ottenere uno status, a guadagnare una posizione, a vincere un trofeo ad ogni costo per la nostra realizzazione personale. Servire Dio è fare la sua volontà senza pensare ai propri interessi egoistici, senza aspirare alle benedizioni che comunque Dio non ci fa mancare se nei nostri cuori c'è l'umiltà, la sottomissione e la volontà di spendersi per Lui. La mia fede fino ad allora in pratica era stata solo merce di scambio per avere dei vantaggi personali, per soddisfare i miei piaceri della carne. La mia comprensione posso dire che era chiara, adesso in pratica capivo il mio errore. Ascoltando le testimonianze dei fratelli e delle sorelle provo questa grande emozione e quindi ecco, affido il mio cuore completamente nelle mani di Dio Onnipotente per esprimere questa emozione in questo giorno meraviglioso, questa sensazione che provo di gioia, felicità, serenità, perché ecco, tutto questo non sarebbe potuto succedere se non fosse per Dio Onnipotente e quest'opera meravigliosa che sta compiendo per noi. Amen. Grazie a Dio Onnipotente. 随后，3位姊妹用歌声表达了对神的感谢和赞美。 E la fortuna passo dopo passo, fino al presente, quanto sono grandi sforzo scrupoloso, e presto che ha pagato, e quanto a lungo ha sopportato. E ogni aspetto dei criteri dei suoi requisiti che egli indica all'umanità rendendogli la vita, la vita è la realtà delle persone. Amen. 还有一些未能参加本次聚会的基督徒也送来了他们的祝福。 Ciao, ciao, ciao a tutti fratelli e sorelle. Io sono la sorella Vilma e abito in provincia di Milano. Ho visto le foto di questa chiesa, questa casa bellissima,
un ambiente sano, immerso nella natura, bello. Non vedo l'ora di venire a vederlo. E grazie, perché questo è una benedizione di Dio, è un dono, un regalo bellissimo. E attraverso questa casa, attraverso questa chiesa, anche l'opera di Dio si può avviarsi più velocemente, ma soprattutto anche per darci la possibilità di incontrarsi e vedersi, conoscerci. Io vi penserò, già immagino tutta la scena, gli abbracci, le lacrime che escono fuori dagli occhi, la commozione, le vostre belle esperienze sicuramente le potrete raccontare adesso che siete insieme. E divertitevi anche per me, e ci vediamo la prossima volta, ok? Ciao, buona giornata e un abbraccio grande, un bacio. Ciao. Buonasera a tutti, sono Cesare Pioli, capo del nutrimento della Chiesa di Dio Onnipotente. Per cause di forze maggiori sono fuori Roma, ma sono felicissimo e aspetto veramente con tutto il cuore di poter partecipare con voi. È una cosa stupenda, veramente bella, perché vedersi negli occhi e parlarsi e confrontarsi, condividere insieme con i fratelli, sostenerci l'un l'altro, questa è una cosa molto ma molto molto importante e ci fa crescere e ci fa sì che lo Spirito Santo ci illumini. Sono convinto che alla prossima ci vedremo tutti e ci conosceremo di persona. Buon proseguimento a tutti, un grazie a Dio e un abbraccio. 伴随着基督徒们的欢声和笑语，本次聚会在温馨的氛围中顺利落幕。谢谢收看本期节目，下期再见。